Eccoci qua, si ritorna naturalmente nella rubrica dei cuori solitari. Sono a Trapani col mio collaboratore Daniele. Ciao Daniele. Ciao Alberto. Allora, Daniele oggi mi ha portato un altro bel cuore solitario. Si chiama Antonio, ha 53 anni e viene da Trapani, giusto Daniele? Sì, sì. È amico tuo? Amico mio, un grandissimo amico mio, Antonio. Chi è amico? Amico di intimo, Intimo, Daniele. Daniele. Quanto tempo è che vi conoscete con Daniele? Circa 30 anni, Addirittura. di più. Addirittura. Sì, sì, È un bravo ragazzo, dai. è troppo bravo. Vabbè, difatti Daniele mi ha raccomandato te, dice ti raccomando, questo amico mio Antonio va cercando l'anima gemella. Io gli ho detto non ti preoccupare che ci penso io, perché fino ad oggi ho fatto sistemare ma davvero tantissime persone. Allora Antonio, come mai ti sei deciso di venire in trasmissione? Hai seguito il consiglio di Daniele? Perché mi ha detto, dice, che fai, sei dentro? Io ti sistemo io, una ragazza, Esatto. trovare una ragazza. Esatto, quanto tempo è che sei single? Da molto tempo. Sono in palio civile. Invalido civile? Sì. Cioè? Cioè praticamente perché sei invalido? Che è successo? Perché c'è un po' di problema. Hai avuto un po' di problemi in passato? Sì. Le gambe, non so, Sì, un Le po'. braccia, le gambe, un pochino? Un Ti pochino. puoi muovere poco? Sì. Purtroppo sono cose purtroppo che succedono, ci dobbiamo convivere. Cioè l'importante è non arrendersi mai e andare sempre avanti. Sì, sì. Giusto? Allora Antonio, tu sei originario di Trapani. Di Trapani. C'hai la casa tua, giusto? Sì. Per cui abiti da solo. Abito con mia sorella a Varese. Sì, ma dico qua a Trapani sei da solo? Sì, con la mia sorella. Con tua sorella. Ma tua sorella non è di Varese? Sì. E a Trapani che ci fa? Sono in ferie. In ferie. Ah, quindi sei di passaggio. Sì. E quando è che te ne ritorni a Varese? A settembre, 25 settembre. Ah, quindi il tempo ce l'abbiamo, bene o male, per trovare l'anima gemella. Va bene Antonio, ascoltami, a che genere di donna siamo interessati? Che gusti hai per quanto riguarda donne? Bruna. Ti piacciono le brune? Sì, una Continua. ragazza che mi vuole bene, Certo, che mi rispetta come mi trovo. certo. Però cioè, nonostante questo piccolo handicap che tu hai, il fattore che ti puoi muovere poco, però il resto funziona tutto bene. Sì. Cioè, l'importante è questo, giusto? Funziona, Alberto. Garantito. L'importante è questo. Antonio è una garanzia, funziona Perché poi, perfetto, vero cioè, Antonio? io Antonio penso è che alla donna... un Terminator Antonio, vero? Sì. Sì. Io penso che la donna non interessi più che altro se l'uomo sia un macio oppure se faccia determinati movimenti, cioè interessa la funzionalità dell'uomo, giusto? Sì, Certo. sì. E tu per quanto riguarda uomo funzioni. Sì, sono Giusto. normale come te. Esatto, perfetto. Cioè, Per i cui miei problemi l'importante è ce l'ho. chiarirlo, giusto? I miei problemi che ho. Esatto. Va bene Antonio, ascolta, parliamo dell'età. Tu hai 53 anni, Sì. quindi da che età dobbiamo partire a cercare questa donna? Partiamo da una base minima per andare a finire a un massimo. Se ci giovane non ci fa niente, l'età non conta. Non conta, quindi partiamo da una base. La base che senso? Una base minima, Minima 30, 35, quindi dai 30, per arrivare a un massimo di, 40. quindi dai 30 ai 40. Esatto, questa donna dovrebbe essere di Trapani oppure va bene anche nelle zone vicine? Di Trapani dipende. Eh? Dipende. Dipende cosa? Sii più chiaro Antonio. La ragazza dove abita. Sì, l'ho capito, ma dico, ti interessa che sia di Trapani oppure va bene anche se è di Marsala, non so, Di Sala Paruta, Mazzara, Sala Rabattata, Paruta, va. E È come una faccio? bontà. Santa Ninfa. E come posso andare a Massara poi? Ah, vero, lui è a piedi Antonio. Ah, è a Faccio piedi. a piedi, non... Vabbè, quindi la cerchiamo motorizzata, che abbia la macchina. Sì, tu come giusto? fai? Certo, certo. Perché tu sei completamente a piedi. A Sì, piedi. Non ti puoi non spostare. posso camminare. Quindi sei limitato, Sì, giusto? Va bene, poi continua. Che cos'è che ti affascina della donna, oltre naturalmente ad avere questo gusto per le brune? Il corpo e il fisico della Il donna. fisico. Tutto, Cioè, guardando all'istante praticamente tutto, la donna tutto, subito. tutto. Antonio Cioè, aveva deve avere- l'occhio fino a Antonio. Tutto. Esatto, mi cioè ti piace. piacciono praticamente Se le la donna donne tutto. di bella presenza. Sì, sì. Le vuoi snelle? In carne ti piacciono? No, grossa, no, Grossa, la carne non ti piace? non male. Normale, cioè sei un pochino robustina per te va bene? Pochino pochino. Pochino. Antonio, un pochettino La carne fa robusta, bene. così d'inverno poi ti riscalda Ti tutto, riscalda ti fa un tutto, po' di insomma. brodino la carne. No, grossa, grossa. Grossa grossa no, grossa, anche Antonio. perché poi ci vuole peso per Normale, trasportarla. normale. Giusto? Chi ragiona normale. bene, chi discute bene. La prima cosa, il ragionamento se non ragiona bene allora Ma chi- te lo sconsiglio anch'io. Sì, Cioè la prima cosa è il che ragionamento, ne la co- testa gli deve funzionare. Non ne conviene, stare Certo, certo. meglio stare com'è.
Certo, certo. capito? Vabbè, abbiamo detto che tu praticamente sei singolo da quanto tempo? Assai, avrò molto tempo. Da molto tempo. Parlando di anni, abbiamo detto 30 anni, giusto? 30 anni che sei singolo o di più? Di più, Di più. Quindi sei singolo da quando sei nato, di quando sei? giusto? Cioè tu praticamente... Sei vergine. Sei vergine Sì, al 100%. eh, Cioè non sei mai stato con una donna, magari di passaggio, non lo so, l'hai mai toccata una donna dal vivo? sono stato, non te lo posso dire. Non lo può dire. Ma dal vivo l'hai toccato la donna oppure no? Sì, dovevo toccare. Dal vivo sì, tipo hai toccato, non so, la gamba, la Non coscia. lo puoi dire, Antonio, Però, dico, figurati. però per quanto riguarda Mangiati. invece effetti personali sei vergine puro, giusto? Non l'hai fatto mai praticamente? Fare sesso? Sì. Sesso a pagamento l'ho fatto. Ah, solo a pagamento. Ah, l'ha fatta allora. l'ha fatta. Allora non è bene o vergine. male, va. Ma Sta ragioni Antonio, non so va. Esatto, esatto. Betto- Ora, giustamente ci ha annoiato anche perché giustamente anche questi giusto. servizi hanno dei costi, Antonio deve mantenersi Anche Antonio- con la pensione. E anche giusto? Antonio c'è bisogno di spogarsi. certo, mi Tutto pare giusto. Anche come noi, io sono Antonio. andato più perché... Costano no, perché- troppo. No, perché... No, su giunte caravegliare ora, va. No, Hai stato perché mi prezzo, vergogno. Antonio. Perché io mascolo qui. Certo, Sì, ma ma- poi l'inflazione c'è, i prezzi aumentano, poi con l'entrata dell'euro non si Se il ragiona più. maschetto Scusa, ci può Alberto, andare posso- alle donne. Antonio, scusami. Perché- Antonio, a te ti conviene ci vai quando ci sono i saldi. I saldi di fine stagione. Saldi di fine stagione, paghi di meno. Essendo scapolo ci può andare alle donne. Certo, certo. Certo, uno scapolo ci può andare. Ci può Certo. andare. Gli deve convenire però, logicamente. Certo, Giusto? vabbè. Amiche telespettatrici, Antonio è qua. Antonio va cercando una donna che parta dai 30 e arrivi massimo ai 40 anni. E si vuole sistemare, si vuole creare una famiglia, avere dei figli, procreare, insomma sistemarsi. Antonio, in questo momento ci sono le telespettatrici che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi lanciare un messaggio particolare guardando la telecamera come se stessi parlando direttamente con loro? Vai. Vai. Carissima ragazza, speriamo che tu mi vieni a trovare, che mi vuoi del bene. Che tu E ti accetti per quello che bene. sei. Quindi tu aspetti le loro telefonate. Sì, speriamo. Perfetto, per cui amiche telespettatrici chiamate perché Antonio è qua, 53 anni da Trapani. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta naturalmente il mio collaboratore Daniele, e vi saluta anche. Antonio. Ciao ciao. ciao. Ciao, da Trapani. Acchiappalo. Piglialo. Oh yeah!